Ragazzi, buongiorno! Sono già per strada perché oggi, domenica 20 giugno 2021, si terrà la gara del quinto campionato Amici del Kart Triveneto, tappa numero 5, dopo quella di Chioggia Kart, in quel di Lignano Kart Circuit. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Non ho mai girato, non ho mai corso lì e quindi sarà una prova tutta nuova, tutta da vedere. Intanto vi dico che Lignano Kart Circuit è una pista lunga 1 km e 200 metri con un'area vasta di ben 34.000 metri quadri, 1000 posti auto e con una larghezza di carreggiata di 9 metri ai 10 metri e mezzo. Una pista totalmente outdoor, quindi ci sarà da divertirsi. Piste outdoor mi piacciono. Ma che tipo di gran premio sarà? 10 minuti di qualifica e 10 giri di gara. Il ritrovo con Marco Brigato e company sarà intorno alle 16:30, minuto più, minuto meno, quindi dai che andiamo e ci vediamo dopo. Qua, quella, se non mi sbaglio, dovrebbe essere l'area 34.000 metri quadri. Sì, Google, ok, ho capito, 34.000 metri quadri e Je suis arrivé Lignano Circuit. 1000 posti auto, tra ragazzi. 200 metri la tua destinazione si troverà sulla... Basta! Basta! Gente che prende il sole, macchina parcheggiata. Allora io sono qui, ho trovato qualcuno che già vi ho portato nei video e che conosce già la pista meglio di me, perché io, come già vi ho detto, è la prima volta che correrò qui. Vado al max. Insomma, oh, senti, è dal 2017 che non metto piede qua, per cui mi ricordo come si gira, ma devo proprio riprendermi tutto quanto. Devo sfruttare le qualifiche sia per ricordarmi come si fa la pista, come gira e cercare anche di pescare un po' kart, perché come saprai, qualifica un kart, gara un altro. Perché io e Massi a Chioggia abbiamo corso entrambi col kart numero 5. Allora, se hai ben presente il kart numero 5 com'era, era un bel kart, peccato che ovviamente i CRG sono sempre abbastanza figli da guidare. Oh Massi, in bocca al lupo. Thank you, grazie. Dai, buona gara. Anche a te, tanto che corri la bronzo 1, per cui correrai 2 gare prima di me. Vediamo come saranno i kart, perché da bel pezzo che appunto non li vedo girare, bisogna vedere un attimino, tenere d'occhio quali sono i numeri migliori per quanto kart Sodi, giusto oggi? Sì, gli SR4 390, che se sono la stessa flotta del 2017 posso dirgli averle svezzate io, perché la prima gara che hanno fatto l'ho fatta io nel 2017. Il buon collaudatore va dal max. Con tanto di vittoria, dai, da ricordarlo. Prima vittoria in assoluto, chissà che sia di buon auspicio, dai. Dai, Massi di nuovo. Dai, ciao. Oh, io ho una certa Giulia milanese che è in batteria con me oggi. Ciao ragazzi. Giulia, qualche trucco, qualche aneddoto, anche se saremo avversari in pista? È difficile.
difficile qua. Pista veloce però oggi. Molto bella. Dai, in bocca al lupo per dopo. Grazie, ciao. Allora, dopo sei sul Quindi 2. quindi 3 qualifiche e 2 gara. No, tu devi ricordarti solo il primo, non stai neanche a dirlo nel secondo che hai fatto. 3, basta. Tu sei il kart 3. Dopo ti spiegano perché quando inizierà la gara, lui alla tabella andrà su. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ok, sono a posto. I dati del Grazie, ciao. Tabella numero 3 e poi verrà staccata e la metteranno sul kart numero 2, però Johnny 3. No? Iniziata la batteria bronzo 3 qualifiche. Allora i piloti della categoria bronzo 1 sono attesi in pista per il briefing. I piloti della categoria bronzo 1 sono attesi in pista per il briefing. Come non detto, vloggerò la prossima volta. Bronzo 3 e adesso tocca a me. Fa anche rima. J-Ax, spostati. Allora, qua dentro ci sono 3 curve dove si deve frenare assolutamente. I tornanti, ci sono dei cartelli bianchi a strisce e ascoltare qua che dopo sennò prendete le penalità. Ci sono dei cartelli posizionati sui 3 tornanti, uno qua a strisce bianche e rosse, 2 New Jersey nel secondo tornante che è subito dopo le barriere e un altro cartello in fondo dove c'è il faro, c'è l'altro tornante. I cartelli sono messi proprio dove si deve frenare per darvi un punto di riferimento. Si accelera poco prima di centro curva, mai prima. Essendo una pista veloce è un attimo prendere troppa velocità e uscire sull'erba e perdete tempo. In qualifica e in gara sono importanti le scie, quindi si prende anche 6-7 decimi in scia, quindi non serve sorpassarvi continuamente, si fa ma nei posti dove siete sicuri. Quindi non andate a fare sorpassi strani fuori, altrimenti andate sull'erba. Quindi 10 minuti di qualifica, anzi mi sono dimenticato, 7, 8, 9, 10 sono gli unici punti dove si alza e si mette giù. Quindi se volete andare forte si guida puliti, niente di traversamenti, se no perdete tempo. Come vi dicevo, le scie contano tantissimo. Una volta fatta la qualifica, bandiera a scacchi, piano vi fermate dove sono loro, salterete giù con la tabella del numero, quindi vi facciamo togliere noi saltare su noi dal kart, vi diamo il numero di gara e aspettate che vi chiamiamo noi sul kart che avete sorteggiato, ok? Non andate via dritti, non arrivate forte qua che siamo tutti fermi. Una volta messi in posizione di classifica vi facciamo partire piano, vi schieriamo nella griglia di partenza, quando viene verde sul monitor si parte, ok? Primo giro siete in 20 piloti, attenti a non andare a girarvi alla prima curva per fare sorpassi che non vale la pena, ok? E perdete la gara. Sono 10 giri, ma in 10 giri non recuperate più niente. Quindi si passa sì, non si spinge, chi è all'esterno conviene mettersi sempre dietro, perché se vi mettete dietro qua uscite più veloci, se volete tenere giù qua andate fuori, quella è la situazione. Se ci sono tamponamenti abbiamo le telecamere in pista, poi prendete le penalità. Se si viene spintonati non serve ridare la botta, perché ci pensiamo noi dopo a dare la penalità, se no le prendete anche voi che le avete subite, ok? Quindi importante le 3 frenate, le scie, bandiera a scacchi, ci si ferma, vi mettiamo in posizione, si arriva in griglia di partenza, semaforo, si parte, ok? Quindi state qua nei paraggi che tra 10 minuti partiamo con la gara.
Allora, novità dell'ultima ora, non ci saranno più le batterie bronzo 3, bronzo 2, bronzo 1, ma direttamente bronzo 2, bronzo 1, quindi più piloti in ciascuna delle due batterie, e adesso stanno per partire. Eccoli, via. Qua Ario, qua Marco, paese dei balocchi Lignano, è bellissima. Bellissimo, prima volta. Porca miseria, sì, prima volta. Dai. So di 3,90. Pista veloce, giù gas a martello e qua. Sì, ho visto che si frenano in 3 curve. Praticamente in 3 curve. 3 curve, quelle a tornante a 11 a cavallo. Però pista veloce, tieni giù più che puoi. Ok, sarà Cerca fatto. di far perdere la meno velocità possibile al kart e a palla. A 10 minuti di auto dal mare, dalle spiagge bellissime di Lignano, Sabbiadoro e Bibione, l'alta velocità e l'adrenalina sono le vere protagoniste del circuito internazionale Friuli Venezia Giulia di Precenico. Sì, ragazzi, amici del kart Triveneto, sconfina in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, per grandi e piccini, per scoprire insieme uno sport, motorsport, che è anche un gioco dalle forti emozioni. Oltre 34.000 metri quadri per l'area dedicata alla pista da go-kart, con le tribune pronte ad ospitare 2.000 spettatori. Una pista che si estende per 1.200 metri di lunghezza, anzi, se vogliamo essere pignoli, 1.187 metri, e dai 9 ai 10,50 metri di larghezza di carreggiata. Il paddock con 17.000 metri quadri, con altre 200 piazzole e circa 1.000 posti auto, tutto secondo le normative internazionali. Una pista che dal Ferragosto 2008 regala magiche emozioni, ospita i più grandi piloti di tutto il mondo, possiamo dire. Oggi fantastici piloti corrono con i go-kart Sodi RS4 390 cc 4 tempi. Saranno ben 19 i piloti che si sfideranno quest'oggi sul circuito friulano, e saranno 19 tra cui amatori, professionisti, outsider e gente che vorrà dare il gas fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo millesimo, staccatoni importanti, carreggiata molto ampia, quindi saranno facilitati gli incroci di traiettoria e saranno alte anche le medie sul giro. Ma andiamo subito a scendere in pista con Johnny 3, con le solite inquadratura frontale per il pilota Patavino e inquadratura retro per il pilota di Campagnola di Brugine con il suo casco rosso e magliettina rossa. Attenzione, un piccolo sbandamento. Johnny 3, vedete, con la tabella numero 3, un 3 bianco su sfondo nero. Si passa in questo momento sulla linea del traguardo. Giro 1 concluso in 1.07.672 millesimi di secondo, sempre in un occhio di riguardo in alto a sinistra per il tempo sui vostri device, tablet, PC, smart TV o smartphone che siano. Concluso in questo momento il primo settore di gara, sì, perché la pista di Lignano Circuit è divisa in 3 settori. Primo settore verde, di colore verde, bianco, rosso come il nostro tricolore, si conclude alla fine, a metà dopo il tornantino di sinistra della prima parte. Ecco, in questo momento si è concluso il secondo settore, il settore bianco, parallelamente quel pezzo di rettifilo parallelo alle tribune, e poi ovviamente il terzo e l'ultimo settore, il più entusiasmante, forse il più adrenalinico, dove bisogna affrontare le curve a pieno, ma ci sono diverse curve che vanno affrontate a pieno. Settore rosso, terzo, sta in scia bene Johnny 3, vediamolo. Giro 2 concluso in 1.06.219 e quindi concluso il terzo settore. Ricordiamo per la cronaca appunto questi 3 settori della pista. Attenzione Johnny 3, vediamo se prova l'incrocio di traiettoria, vediamolo, sì, inquadrato in questo momento il pilota che viene superato. Tornantino si sta per concludere, concluso in questo momento il settore numero 1, il settore verde, si sta affrontando a 24 secondi il settore bianco, staccatone importante, si frena in 3 punti, ricordiamo, come avete sentito
le linee guida del briefing a inizio video di questi 10 minuti di qualifica per poi 10 giri di gara. Molto importante questa curva che state vedendo in questo momento, molto importante, molto decisiva, bisogna affrontarla in modo corretto, altrimenti l'uscita di curva ci si potrebbe fermare, arrivare lunghi. Attenzione, curva molto pericolosa, ve lo avviso, vi preavviso, ve lo dico già adesso. 57 secondi, si sta per affrontare l'ultima curva in questo momento, curva a destra, giù tutto il piede sul gas per Johnny 3 con tabella numero 3, neanche farla apposta, posizione aerodinamica 1.05 364. 1.05 364, miglior giro fino adesso, il terzo giro segnato dal pilota di Campagnola di Brugine. Va a vedere altri kart davanti a sé, vediamolo che va un po' leggermente lungo sul cordolo, ma non importa, ce li ha un tiro di schioppo, come si suol dire, giù tutto il piede sul gas, anche quella curva a destra per affrontare questa staccata bene. E bisogna capire e prendere bene le misure in questa giornata, in questa domenica di fine primavera, possiamo dire, perché è ancora il 20 giugno 2021, domani 21 giugno, solstizio d'estate. E ragazzi, che dire, siamo nel limbo tra primavera ed estate, ma tutti con le manichette corte, perché si suderà a tener botta questi 390 centimetri cubici, 4 tempi di questi go-kart francesi Sodi, questi SR4, ed è in scia, prova all'esterno, Johnny 3 prova all'esterno, 1.05 545. Se non ci fosse stato il fatto di superare all'esterno quel pilota davanti a lui, Johnny 3 probabilmente forse avrebbe migliorato magari il suo best lap, ma non importa, la strada è ancora lunga, 19 secondi per affrontare la prima parte del circuito, la parte verde, l'S2 come si suol dire. Staccata importante, 27 secondi sulla destra, non tocca il cordolo, va a sfruttare bene il cordolo d'uscita, va a pelarlo, eccolo qui, molto bene sulla sinistra, staccatone importante, non si tocca il freno, bene giù Johnny 3, bene giù, vediamolo qui, questa doppia sinistra, in 125 due tempi, si va anche a toccare il cordolo esterno di destra, molto bene Johnny 3 che ha affrontato quella curva, quel cambio subito di direzione, un pilota che si accosta, infatti Johnny 3 ringrazia Johnny 3 sportivamente. Attenzione, ma rimaniamo concentrati, non facciamoci prendere dalle emozioni. 1.02 in questo momento, 1.03, 1.04, 1.05, 484 millesimi di secondo, giù tutto il piede sul gas ancora su questo SR4 Sodi, eccolo al tornantino di destra, guardate quanto gommata è la pista in quel pezzettino, in quanto è gommata la prima staccatona, eccolo Johnny 3 in questo momento, vediamo se riuscirà a prendere il kart davanti a lui, se sarà in grado di prendere il Sodi SR4 davanti a lui. Attenzione anche dei kart dietro inquadrati con la GoPro Hero 7 Black sistemata nel casco di Johnny 3. Eccolo, toccatina bene sul cordolo, attenzione molto importante questa curva, bene, linea bianca, poi cambio di direzione, eccolo ancora, e il kart che va sul cordolo in uscita, attenzione bene anche qui, vediamo queste posizioni di curva, attenzione, molto importante non perdere qui con, attenzione un po' il kart ha avuto Johnny 3 dei problemini nell'affrontare questa curva, è una curva molto tecnica, molto delicata. Si può fare il tempo lì in base a come viene su come viene presa in base da ogni pilota. 1.05 888, infatti ha perso 4 decimi di secondo, perso qualche decimo di secondo rispetto ai giri prima. Giro numero 6 concluso, si sta affrontando il giro numero 7, intanto Johnny 3 lo vede là davanti a sé, lo vede sempre lì il pilota, lo vede sempre lì, 19 secondi, 20 secondi, si va a toccare il pelino, il cordolo, ma è sempre giù tutto, staccatona, una delle curve che bisogna affrontare bene, staccare nel punto giusto, bisogna ricordarsi i punti di staccata. Ricordiamo che Johnny 3 è la prima volta che mette piede su questo circuito friulano, attenzione, sì, bene, qui pela ancora sul cordolo, finito in questo momento l'S2, la seconda parte di questo circuito, si sta affrontando l'S3, l'ultima parte, attenzione Johnny 3, 49 secondi, dai che esce bene, dai vai a pelare il cordolo in uscita, molto bene, dai che la vai a affrontare bene, pela sul cordolo a destra, in uscita, tocca il cordolo, dritto, dai che ce la fai, attenzione c'è un kart dietro Johnny 3 e può sfruttare la scia del pilota Patavino, 1.05
416, migliorato di 4 decimi di secondo, sì, il tempo rispetto al giro numero 6, quindi giro numero 7 concluso, ripetiamo, in 1.05, 416 decimi di secondo. C'è sempre un pilota dietro Johnny 3, vediamo Johnny 3 cosa fa, lo lascia passare, porca miseria, Johnny 3, potevi farti il tuo giro, se voleva ti sorpassava, però dai, bene così, c'è anche una gara dopo, c'è anche una gara che vedrete nei video successivi. Ricordiamo sempre di iscriversi al canale per vedere tutti i video, per essere sempre aggiornati, anche il canale Telegram di Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia, cercatelo lì, eccolo Johnny 3 che va a affrontare l'S3, la terza parte di circuito, è il pilota con tuta nera che l'ha superato. Vediamo Johnny 3, vediamo che tempo farà, vediamolo, sempre giù tutto il piede sul gas e giù tutto il gas anche qui, eccolo che va a portarsi sulla linea del traguardo, vediamo, è sventolata la bandiera a scacchi, 1.05 e 838 millesimi di secondo, sì, bene, ma quel lasciarsi sorpassare proprio poteva anche evitare, sarebbe stato un ultimo giro entusiasmante, vedete intanto che continua a far passare i piloti, sarebbe stato un giro bello, l'ottavo giro, solo se avesse ancora continuato a premere sull'acceleratore. Intanto ancora il sole che illumina la pista, non c'è né troppo caldo, non c'è neanche pericolo di pioggia e va bene così, sarà una bella giornata di motorsport, sarà una giornata dove l'adrenalina scorrerà abbondantemente sulle vene ed eccoli che si stanno per portare sul rettilineo parallelo alle tribune per sistemarsi e poi cambiare kart in vista della gara. Manuel Cosimo Muglia, qui è tutto, andiamo a sentire le parole a caldo del pilota di Campagnola di Brugine che in questo momento scende dal kart. Molto bene, soddisfatto, capire quel punto là come va preso, però contento. Grazie, tabella numero 3, tanta roba.